Bentrovati, benvenuti al nostro consueto giornaliero appuntamento dedicato al mondo dello sport, www.venetoglobe.com, questa è la dicitura della nostra e vostra web tv dove trovate tutti i nostri servizi, tra l'altro in modalità on demand, sui nostri canali YouTube, Facebook, le dirette delle partite per quanto riguarda il calcio del campionato di eccellenza Veneto Girone B e poi naturalmente grande spazio al basket che seguiamo quest'anno, cioè il campionato di Serie B con la Ruker Sambe. Ci vedete ogni sera alle ore 19:40, 19:45 circa sul canale 95 corrispondente a Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. E allora andiamo a cominciare con il pallone d'oro, sì, ancora lui, pallone d'oro consegnato l'altra sera a Lionel Messi, per lui il 6° trofeo e vedete i 6 palloni d'oro, nessuno come lui e sorpasso addirittura sul nemico amico CR7, ovvero Cristiano Ronaldo, fermo a 3 palloni d'oro. Lo juventino d'élite intanto è stato incoronato come miglior Under 21. I leoni adesso del Benetton a Monigo hanno perso di misura contro il Cardiff Blues, si fa un gran parlare del campionato del Benetton, tanta amarezza dopo la sconfitta. Andiamo a sentire proprio a caldo, l'abbiamo intervistato subito dopo la gara, Federico Zani ai nostri microfoni. Difficile trovare un sorriso questa sera? Molto difficile, sì, è una grande delusione. 2 settimane consecutive lo stesso risultato è difficile da mandare giù. Dobbiamo imparare molto da queste ultime 2 settimane su come finire le partite e come gestirle. In conferenza stampa Crowley e il capitano hanno detto è l'approccio che è sbagliato. Sì, sicuramente è stato un inizio di partita dove non abbiamo imposto bene il nostro gioco come ci eravamo detti in settimana. E questo è stato un po' l'andamento della partita, segnavamo, ci rimettevano sotto pressione e così non riusci a portare a casa le partite. Facendo un paragone con la partita dello scorso anno, la pressione era meno lo scorso anno secondo me, giocate con più tranquillità, con più serenità, quest'anno la si sente un po' la pressione. Sì, sicuramente giocare da tra virgolette favoriti è una cosa alla quale non siamo abituati, però dobbiamo cominciare a prendere coscienza, a prendere fiducia nei nostri mezzi e volerci imporre fin dall'inizio, fin dal calcio d'inizio, perché solo così possiamo riuscire a portare a casa le partite. Lavorare? Sempre, tantissimo, e a testa bassa e lavorare duro sempre. Questo Federico Zani, all'ultima domanda lavoro quindi, sì, e vi confermiamo che il lavoro è piuttosto sodo e duro in questa settimana. Ora ci si ferma con il Pro 14, per 2 settimane ritorna la Coppa Europa con la doppia sfida contro Lione. Si inizia a Lione sabato prossimo e poi il 14 il rientro al Monigo del Benetton Treviso. Cambiamo sport, andiamo al basket maschile con la sconfitta anche in questo caso un po' come il Benetton Rugby sul finale di gara sulla sirena a favore di Trieste che batte TVB 69-61. Perde anche l'altra veneta, ovvero il Venezia che in campionato zoppica notevolmente, perde contro Pistoia 89-87. Dal basket al volley, quello maschile intanto, perché la Superlega domenica prossima propone Modena-Verona per quanto riguarda le nostre venete e Ravenna-Padova. E allora la 1 femminile, Limoco Volley, che è impegnata in quel della Cina, a Xiaoxing, dove c'è stata la prima gara giocata questa mattina alle 3 ora italiana appunto, vittoria 3-1 contro le turche dell'ex Zibasi ed è una vittoria importantissima contro una grande squadra queste turche. Domani alle 13 in un orario un pochino più agevole anche per vedere su Sky la telecronaca, Limoco affronterà le cinesi del Guangdong. Mochi De Gennaro intanto, eccola qui in questa bella fotografia, stamane proprio giocando la partita contro l'ex Agibasi, ha toccato le 250 presenze in maglia giallo-blu. Complimenti a Mochi.
L'Igor Novara, l'altra italiana, ha vinto in rimonta per 3-2 contro contro l'altra compagine cinese. È stata una gara in rimonta, ma molto molto bella per la formazione di Barbolini. Pallavolo maschile con Motta di Livenza, vittoria in casa contro Fano per 3-1, prossimo incontro in trasferta a Cuneo. Per quanto riguarda la Serie A, adesso siamo al calcio, la Juventus è stata superata dall'Inter in testa alla classifica. Ieri sera c'è stata l'ultima partita della giornata, quel Cagliari-Sampdoria, che ha visto ancora una volta vincere uno splendido Cagliari, più che mai in forma quest'anno, battendo la Samp per 4-3. Intanto Napoli, e vedete Carletto Ancelotti, è in ritiro, è un ritiro voluto proprio dallo stesso allenatore che rischia comunque l'esonero e si parla di Gattuso. 15ª giornata che inizierà venerdì 6 dicembre con Inter-Roma, poi sabato Atalanta-Verona, Udinese-Napoli e Lazio-Juventus. Il Brescia poi ha esonerato Grosso e a ritornare in panca è Corini, che era stato esonerato circa un mese fa. Questo è il calcio. Stasera Coppa Italia, sempre per quanto riguarda il calcio, che vede la Fiorentina di Montella, altro che un po' sulla graticola, altro allenatore sulla graticola e che rischia parecchio, gioca in casa questa sera contro una veneta, ovvero il Cittadella di Venturato, che invece viaggia bene nel campionato di Serie B. Inoltre si gioca sempre per la Coppa Italia Cremonese-Empoli e Genoa-Ascoli. Andiamo a vedere la Serie B, dove le venete e le friulane si sono comportate bene. Nel weekend appena trascorso c'era un posticipo di campionato, quello di ieri sera, che si è giocato a Pisa, tra Pisa e Pordenone. La formazione del presidente Lovisa e del tecnico Tesser ha purtroppo perduto per 2-0, 2 gol tutti nel primo tempo di Bomber Marconi. Venerdì inizia la 15ª giornata anche in Serie B con Benevento-Trapani. Benevento è la capolista con in panchina Pippo Inzaghi. Sabato si gioca Cittadella-Salernitana, poi Pescara-Venezia, Chievo-Cremonese e domenica infine Pordenone-Crotone. Vediamo la Serie C, domenica Lenerossi Vicenza Feralpi Salò, Padova Imolese, Triestina Modena e Virtus Verona Reggio Audace. I campionati che più da vicino seguiamo sono quelli di Serie D con il Campodarsego in testa, ma l'unica trevigiana, il Montebelluna, si è portata a quota 20 in classifica dopo la vittoria in trasferta domenica contro il Cerlins Musane per 2-1. Prossimo incontro domenica, questa volta in casa a Montebelluna contro la Clodiense. In eccellenza nel girone A, sconfitto il Giorgione in casa per 2-1, il Sona ne approfitta, prova la prima vera fuga a +5 di distacco. Nel girone B invece il San Giorgio Sedico prova anch'esso ad andarsene, è in testa con 27 punti dopo aver battuto il Montello di Mister Marchetti per 1-0. Il QDP pareggia fuori casa contro il Martellago 1-1, ma la classifica in basso riguarda purtroppo alcune nostre squadre. Ultimo il Montello con 8 punti, l'Eclisse è salita a 11 punti con la vittoria di domenica e poi a 11 punti c'è anche il Martellago, appena sopra con 12 punti Lia Piave, l'Union QDP e la Robeganese. Un'Eclisse che domenica, vi dicevo, ha vinto 2-0 contro il Porto Mansuè di Stefano Andretta, che è ai nostri microfoni appena terminata la gara. Stefano Andretta, tecnico del Porto Mansuè. Decisamente te l'aspettavi in un'altra maniera, insomma, questo risultato, però diciamo che loro non hanno demeritato proprio per niente. Ma secondo me ci hanno dato una lezione di atteggiamento, una lezione di umiltà, e io mi aspettavo la loro squadra, una squadra importante sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto ma anche delle prestazioni, perché comunque non meritano la posizione di classifica che occupano. È che non mi aspettavo che noi facessimo una partita così rinunciataria e soprattutto così vuota sotto l'aspetto caratteriale. E di conseguenza in questo campionato qui credo che non ci siano squadre nettamente più forti rispetto agli altri. La differenza le fanno le motivazioni, e ripeto, noi probabilmente pensiamo di essere bravi e belli anche senza impegnarsi al massimo, e i risultati sono stati evidenti oggi, quindi credo che il risultato sia giusto e sia specchio di quello che si è visto in campo.
pochino lenti, no? Anche nella ripartenza. Io pensavo che tra il primo e il secondo tempo dassi una richiesta di velocizzare questo gioco, invece sempre lenti, tranquilli, compassati, un po' come dicevi te. Sì, di solito quando si sbagliano gli approcci alle partite poi è sempre difficile cambiare l'inerzia. Abbiamo provato a cambiare il sistema di gioco per vedere se riusciamo a essere un po' più incisivi davanti, però fondamentalmente eravamo proprio lentissimi a livello di testa e quindi credo che poi la conseguenza logica sia stato questo tempo di partita, anche se il secondo tempo forse abbiamo fatto qualcosa di più, qualche mezza occasione, però troppo poco. Ripeto, io dalla mia squadra mi aspetto molto di più, ma non neanche tanto in termini di qualità tecnica o di prestazione, ma proprio a livello di atteggiamento, perché poi indubbiamente le qualità che hanno i singoli della mia squadra non le scopro certamente io. Il problema è che in questo tipo di calcio ci deve essere una motivazione importante, perlomeno al pari degli avversari, altrimenti si parte sempre e si arriva sempre dopo, come oggi spesso è successo. Sì, né Meite né Moretti sono riusciti a prendere in mano la squadra, che di solito sono i metronomi di questa squadra. Ma io penso che oggi sia stata proprio tutta la squadra che ha fatto male, quindi non credo che sia un discorso di singoli o un discorso individuale, credo che proprio sia stato un atteggiamento assolutamente rinunciatario, ma soprattutto vuoto, ed è la cosa che mi preoccupa di più, perché avevamo preparato la partita per spingere dal primo minuto in modo tale da mettere in difficoltà gli avversari. In realtà non è mai successo. Questo Stefano Andretta, tecnico del Porto Mansuè. Domani vi proporremo il capitano dell'Eclisse Careni Pievigina, Daniele Scarabella. Promozione con l'Opitergina capolista con 30 punti, ormai la partita che si aspetta è quella tra Opitergina e Treviso. È un Treviso che ha pareggiato 1-1 a Caorle domenica e si è fermato ulteriormente. Mercato del Treviso, si parlava in entrata, ma adesso si parla anche in uscita, soprattutto per il portiere Bazzichetto, che potrebbe andarsene e trovare un'altra soluzione per continuare a giocare dopo essere rientrato dall'America quest'anno. Passiamo al basket per chiudere. Come vi dicevo, noi seguiamo attentamente quest'anno, anche quest'anno, il campionato di Serie B maschile con la Ruker Sanve che è in testa alla classifica da sola con la partita di sabato sera ha staccato l'Antenore Padova e quindi adesso guarda tutti dall'alto, insomma, della classifica. Ha vinto 66-64 in una partita in piena rimonta, ma una partita molto bella, e la facciamo giudicare al capitano, il capitano Rossetto. Eccolo. Diamo una definizione per questa partita. Che partita è stata? Beh, direi divertente, soprattutto divertente. Poi al cardiopalma bastano come aggettivi, direi. Bastano. È stata una partita dura comunque. Sì, sicuramente sì, lo sapevamo, perché comunque Padova è un'ottima squadra, gioca da tanto insieme, sono esperti, noi l'abbiamo affrontata bene. Come squadra giovane che non aveva nulla da perdere, abbiamo fatto il nostro, dobbiamo solo che essere contenti, da qua passo dopo passo andare avanti. Stavo per chiederlo perché l'avete giocata così, dicevi bene, da giovani, però adesso siete là, perché insomma a parte la pausa Bernareggio. A parte la pausa Bernareggio, che ancora un po' ce l'abbiamo sul groppone perché è stata una brutta sconfitta, però adesso pensiamo alla prossima, non dobbiamo montarci la testa, dobbiamo stare umili e andare avanti. Lavoriamo allora. Là si lavora sempre. Ciao, ciao. Questa è la filosofia della formazione di Marco Mian, la Ruker Sanve, che seguiamo naturalmente non con le partite in casa al Parasystem di Saccon di San Vendemiano. Abbiamo concluso, noi vi diamo appuntamento a domani, solita ora, soliti canali e solita nostra web tv www.venetoglobe.com. Buona serata a tutti.